È il giorno dei giorni, amici della Wii Sport, ben trovati dall'Orazio Raidi di Biancavilla per la 26esima giornata del campionato di eccellenza. Va in scena il big match, il Città di Messina fa visita alla seconda forza del campionato, il Biancavilla, che adesso è a 9 punti dalla formazione giallorossa dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Paternò. Per i giallorossi invece è stato 1-1 tra le mura amiche del Garden Sport contro il Rosolini. Città di Messina e Biancavilla che si schierano a specchio, infatti è 3-5-2 per entrambe le formazioni. Mister Napoli sceglie tra i pali lo Juniores Pappalardo, la linea difensiva con Diop, Parisi e Scalia. Sulle fasce ci vanno Orefice Indelicato, al centro Guerriera, Lucarelli e Strano, in avanti Randis e l'ex di giornata Anthony Genovese. Dall'altra parte il Città di Messina con Paterniti, linea difensiva come detto a 3 con Salvoleo, Filistad e Bombara. A destra ci va Francesco Di Stefano, a sinistra Fragapane, in mezzo Silvestri, Costa e Cardia, in avanti lo giudice Codagnone. Viene osservato un minuto di silenzio per onorare la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori e poi si potrà iniziare. Arbitra la partita il signor Ferranti della sezione di Perugia. Alla battuta ci va il Città di Messina in maglia bianca a inserti giallo-rossi, completo blu invece per il Biancavilla. Si può partire, azione di rimessa da parte del Biancavilla, errore clamoroso da parte di Guerriera, lo giudice per Codagnone che viene esteso da Parisi. Ferranti indica il dischetto dopo 7 minuti e calcio di rigore per il Città di Messina. È netto il fallo del difensore centrale del Biancavilla sul bulldozer, sul centravanti del Città di Messina. All'occasione Francesco Cardia che affronterà Pappalardo di sbloccarla. Si aspetta il fischio di Ferranti che arriva, parte Cardia, il pallone va all'incrocio dei pali e dopo 7 minuti il Città di Messina è in vantaggio. All'Orazio Raidi di Biancavilla segna il 10° gol stagionale Francesco Cardia, il 9° in campionato. Esulta sotto la curva, sotto lo spazio dedicato ai tifosi accorsi da Messina. Sono circa una cinquantina, dall'altra parte è Randis a impegnare in due tempi Sebastiano Paterniti che risponde presente. Calcio d'angolo, lo giudice Silvestri riesce solo a spizzare, non impatta bene il pallone, il classe 99, ancora pericoloso il Biancavilla. Poco dopo il pallone viene messo dentro, Costa nel tentativo di spazzare l'aria va a stendere Guerriera, ancora una volta sarà calcio di rigore. Ferranti ineccepibile, anche in questo caso sembra corretta la decisione del direttore di gara della sezione di Perugia. Sul punto di battuta ci va l'ex Paternò Randis che affronterà Paterniti. Va Randis, para Paterniti, ancora il pallone arriva Bombara, clamoroso tentativo per il Biancavilla. La coppia Paterniti-Bombara va a sventare l'occasione più clamorosa del primo tempo. Al minuto 27 sciupa il penalty il Biancavilla che avrebbe portato al gol del pareggio. Il Città di Salva ed è ancora pericoloso. Poco dopo Fragapane mette il pallone dentro, deviato dalla difesa del Biancavilla di poco sopra la traversa. È stato Orefice l'ultimo a toccare. Ancora giallorossi in avanti con lo giudice a spazio, non esce nessuno del Biancavilla. Conclude così sul palo del portiere Pappalardo che riesce a mettere in corner Codagnone. Fa la guerra con tutta la difesa del Biancavilla. Oggi prestazione superba anche per lui, si dovrà però arrendere sul finale di primo tempo e infatti sarà infortunato, sarà costretto a uscire in 10 contro 11 momentaneamente il Biancavilla. Adesso che ci prova nuovamente con Indelicato, spazza Filistad, Guerriera alza la sfera sopra la traversa. Entra Rosario Rasà per subentrare, come detto, all'infortunato Codagnone. Di lì a poco arriverà anche il duplice fischio del direttore di gara. Il Città di Messina sta vincendo all'Orazio Raidi di Biancavilla. Il Sant'Agata sta vincendo contro il Giarre e adesso è virtualmente la seconda forza del campionato. Un ottimo primo tempo della formazione giallorossa che dopo aver trovato il vantaggio con l'inquadrato Cardia è riuscita a gestire al meglio il possesso del pallone. Nervoso il Biancavilla che ha sprecato anche un calcio di rigore con Randis. Savonarola entra e cerca subito di accendere la luce nelle fila del Biancavilla. Colpo di tacco, Strano ci prova con il destro, pallone ancora una volta tra le braccia di Paterniti. Biancavilla che adesso è al massimo sforzo offensivo. Lucarelli prova a entrare in area di rigore, viene steso da Fragapane, indica il dischetto il direttore Ferranti. Invece la sua decisione prevede una rimessa dal fondo. Rivediamo come accenti un po' troppo la caduta Max Lucarelli sull'intervento di Fragapane. Sembra corretta anche in questo caso la decisione di Ferranti. Ancora Biancavilla, Lucarelli, Paterniti è strepitoso, occasionissima per il Biancavilla, ottima combinazione. Genovese Indelicato, palla per Lucarelli, l'ex Milassa, botta sicura, para incredibilmente Sebastiano Paterniti. Entra Simone Alessandro per Silvestri nelle fila della Città. Eccolo il secondo cambio di Mister Furnari, calcio di punizione però per il Biancavilla, palla dentro
c'è una deviazione di Rasà, palla sulla traversa e poi il Città Messina si salva spazzando l'area di rigore. Pericolosissimo il Biancavilla che adesso cerca con insistenza il gol del possibile pareggio. Rivediamo come abbia svirgolato sul legno alto della porta di Paterniti l'attaccante Rasà. Entra Quintoni per favorire l'uscita dal campo di Fragapane. Città che può provarci in ripartenza. Costa per Rasà, ci prova con il destro, non è abbastanza cattivo l'ex Milazzo che si divora l'occasione per il possibile 2-0 delle Città. Entra anche Pasquale Princi per sostituire Damiano Lo Giudice. Città di Messina che deve nuovamente difendersi. Il pallone arriva a Diop che ormai fa il centravanti aggiunto destro al 47esimo. Eccola l'ultima occasione del Biancavilla. Paterniti para. Arriva il triplice fischio di Ferranti. Può festeggiare il Città di Messina che adesso ha 4 giornate dalla fine e ha più 9 sulle Sant'Agata, che diventa la seconda forza del campionato. Scivola al 4° posto in classifica il Biancavilla, che viene superato anche dallo Scordia. Festeggia sotto la curva la formazione giallorossa. Amici della Wii Sport, è tutto per il campionato di eccellenza. Il Città di Messina nella prossima giornata tornerà tra le mura amiche del Garden Sport di Miri per affrontare il Pistolina alla ricerca di punti importanti per uscire dalla zona calda dei playout. Un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima!